Buonasera e benvenuti a 7 Sere. Iniziamo questa nuova settimana con una puntata interamente dedicata alla medicina e quindi alla nostra salute. Questa sera parleremo veramente di molte tematiche, ci occuperemo del nostro apparato gastrointestinale, poi parleremo di patologie maschili per poi arrivare a capire come veramente prendere il controllo del nostro benessere. Ma iniziamo subito questa puntata parlando di quello che veramente spaventa e può anche tormentare quando manca la salute. Parliamo di dolore e ne parliamo insieme al professore Paolo Marchettini, direttore del Centro di Medicina del Dolore del Centro Diagnostico Italiano. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Allora, io ho detto che il dolore è quello che spaventa, ma in verità è un pessimo compagno di vita quando soprattutto si sta male. Allora, iniziamo subito a identificare un tipo di dolore, quello cronico. Che cos'è esattamente? Il dolore cronico è un dolore che non passa. Quando dura più di 3 mesi il dolore si chiama cronico, in contrapposizione con acuto, che è un dolore che dura poco. Molti usano questo termine per dire intenso. Il dolore cronico rovina la vita, non ci lascia mai, non ci dà tregua, e anche se non fosse molto intenso, per il solo fatto che non se ne va mai, diventa una tragedia. I dolori cronici più comuni sono il mal di schiena, il mal al collo, il mal di testa. Sì. A volte non sono continui, grazie al cielo, sono però ricorrenti, durano molti giorni del mese. Certo. Ecco, proviamo a dare uno sguardo alla nostra popolazione italiana per capire quante persone vivono in queste condizioni di malessere continuo, ripetuto. Sono state raccolte informazioni telefoniche chiedendo ai cittadini se soffrissero di dolori, quanto spesso, e i numeri sono impressionanti, si arriva ad avere una percentuale del 28%, 25%, gli studi sono diversi e i numeri fluttuano un po', che vuol dire una persona su 4 di fatto che ha dolore. Probabilmente questo ha motivato chi soffriva di più a rispondere, c'è una certa sovrastima. Non di meno si parla di milioni di italiani che hanno problemi di dolore continuativo. E allora vediamo che cosa si può fare. Nel 2010 la legge 38 ha menzionato il dolore e l'ha riconosciuto come vera e propria malattia. Allora da quel giorno è cambiato qualche cosa anche nell'approccio terapeutico dei medici? La legge è una legge che da una parte permette di prescrivere con minore burocrazia, meno restrizioni, farmaci tipici per la cura del dolore che sono gli oppioidi. Dall'altra parte rende obbligatorio misurare il dolore in ospedale, è considerato fondamentale, così come misurare la pressione o il polso cardiaco, quindi un gesto obbligatorio per il medico e anche l'infermiere, e dall'altra parte ha aumentato la consapevolezza dei cittadini sulle possibilità di cura del dolore. La legge si auspica anche di realizzare dei veri centri di terapia del dolore, questo è rimane più un desiderio che una realtà, perché ci sono varie difficoltà economiche e organizzative. Certo, assolutamente. Quello di realizzare dei centri appositamente per la cura del dolore cronico è un percorso difficile ma assolutamente necessario. Allora io con lei vorrei invece parlare di un centro che c'è già per fortuna, lei è il direttore infatti del Centro di Medicina del Dolore del Centro Diagnostico Italiano, e cerchiamo di capire come agisce, cosa succede in un centro di questo tipo, come ci si prende veramente cura del dolore, ci sono delle fasi? Sì, il Centro Diagnostico Italiano ha realizzato questo punto dedicato a chi ha dolori di lunga durata, che è, direi, peculiare nel panorama italiano, perché è rivolto specificamente al cittadino, all'utente, al malato. È organizzato per settori, c'è per esempio un settore dedicato ai dolori pelvici e ai dolori genitali, è un'area difficilissima dove normalmente una persona che ha disturbi si deve rivolgere a diversi specialisti, non sa da chi andare, se dall'urologo, dal ginecologo oppure dal proctologo. Invece noi li abbiamo raccolti tutti insieme offrendo la possibilità di trovare una soluzione nel centro diagnostico. Oppure abbiamo un settore dedicato al dolore nella mano, dolore nel piede, dolore al collo, dolore alla schiena. Questo perché chi soffre di dolori normalmente cerca una soluzione drastica, completa, risolutiva, e si rivolge ai chirurghi per eliminare il problema, ma più delle volte l'intervento non è necessario o non è indicato
e quindi occorrono altri specialisti che prendono cura della cosa e la persona malata finisce spesso per fare un vero e proprio viaggio alla ricerca continua di una soluzione che non trova. Noi abbiamo riunito tutto in un unico posto e se non alla prima alla seconda visita riusciamo ad indirizzare il paziente a chi prenderà cura del problema e glielo prenderà in carico. Certo, e allora quello delle persone che soffrono di dolore cronico è un percorso lungo, tante volte l'ha detto anche lei, si cercano soluzioni di ogni tipo, addirittura drastiche, comunque è un percorso di ricerca continua. Quello che vorrei sapere da lei è se nella mente dei pazienti che soffrono di questo, con questo nuovo centro, con questa consapevolezza che finalmente c'è qualcuno che si può prendere cura per davvero di quello che era considerato un sintomo ma di fatto è qualcosa di seriamente invalidante, ha cambiato anche qualcosa nella loro stessa percezione del dolore, nel senso la mente può cambiare anche quanto stiamo male per davvero? Assolutamente, questo di fatto è ciò che trasforma il dolore cronico in una malattia. Il nostro cervello non è fisso, non rimane immutato durante tutta la vita. Se noi siamo musicisti, l'area dedicata alla musica si espande. Se siamo scultori si espande quella dedicata all'uso della mano e così via. E purtroppo chi soffre ha un'atrofia, perde parti del cervello, diventa meno brillante, meno motivato e meno attento e anche perde la memoria rispetto a quello che era prima, quindi la persona che soffre a lungo non è la persona di prima. In parte questo è dovuto al fatto che il dolore prende sopravvento e diventa l'unico motivo di attenzione, di preoccupazione del malato. Dall'altra parte perché il dolore è un segnale di paura, certo. E chi ha paura non si muove, non ha iniziative, non cerca il futuro e quindi alla fine di fatto chi ha dolore quasi sempre ha anche disturbi del sonno, ha una depressione se non evidente perlomeno strisciante ed è una persona che non si avventura più a esplorare, a fare cose nuove. Quindi ci sono delle grosse componenti psicologiche in tutti coloro che hanno dolore e vanno prese in cura. Pur rimanendo che a volte il dolore ha un'origine del tutto meccanica o del tutto anatomica, non nasce nella mente, ma la mente ne risente sempre. Certo. Quello che vorrei chiederle per concludere è invece una cosa che riguarda un altro percorso. Allora abbiamo parlato di malati che sono in continua ricerca di una soluzione del loro dolore. Ci sono invece altri malati che spesso, soprattutto quando si parla di patologie molto invalidanti, quasi nelle fasi terminali, tendono a rassegnarsi. Ecco, rivolgiamoci a loro. In quel momento invece perché ha senso dirlo? Perché non bisogna più nasconderlo? Che sia male per davvero? Effettivamente, anche se sta diminuendo, c'è chi soffre e non ne parla, in parte per non spaventare le persone care che non soffrano di più, ma dall'altra anche perché teme che i medici non dedichino tutta la loro attenzione ed energia a curare la malattia principale. In realtà curare il dolore prolunga la vita. Ci sono dati che realmente fanno pensare che chi ha un dolore controllato vive mediamente 2 anni di più. Sto parlando di persone ammalate di malattie gravi, di tumore. Se il dolore è del tutto controllato, la vita si prolunga, verosimilmente perché le difese immunitarie e lo stato di benessere, l'appetito, la qualità del sonno migliorano e si hanno più energie per affrontare la malattia. Quindi curare il dolore non è solo così un approccio umano, palliativo, ma è anche parte integrante della cura di qualsiasi malattia. Ecco, parte integrante della cura di qualsiasi malattia, questo vuol dire che è parte integrante delle cure che si fanno a qualsiasi età, perché tante volte si parla di dolore cronico, di patologie, sintomi invalidanti e si pensa a persone avanti con l'età o comunque persone adulte, invece no, c'è uno spazio anche pediatrico quando si parla di terapia del dolore cronico. Verissimo, verissimo, i bambini soffrono, non di rado, siccome non lo manifestano nello stesso modo, vengono presi con minore attenzione. I bambini, come le persone anziane con problemi cognitivi, spesso manifestano il dolore stando fermi, isolandosi, diminuendo la propria attività. Non è
detto che i bambini per forza piangano o si lamentino. Alcune volte la manifestazione del dolore, soprattutto nei bambini più piccoli, è quella semplicemente di essere immobili, molto simile ad alcuni animali. E questo va riconosciuto perché un trattamento tempestivo ovviamente evita sofferenze inutili. E può assolutamente cambiare la qualità di vita, che è qualcosa che invece soprattutto per chi ha una patologia è fondamentale sia al meglio, ecco, è fondamentale mantenere la propria dignità, la propria integrità per quanto possibile per ritrovare la propria salute. Allora io la ringrazio infinitamente, professor Marchettini, grazie anche a voi. Adesso c'è un pochino di pubblicità, però restate con noi perché subito dopo parliamo del nostro intestino, del nostro fegato, tantissime cose da scoprire, a tra poco. Grazie.